Una conferenza stampa, secondo me, che ha lasciato trapelare l'incapacità di gestire questa emergenza. Noi qui in Veneto abbiamo un modello, grazie al governatore Zaia, che ha guidato la regione nella fase quella più critica, la fase 1, quella dell'emergenza sanitaria, in modo straordinario, e oggi noi chiediamo a gran voce di poterci arrangiare anche nella fase 2. I trevigiani hanno dimostrato di essere responsabili e pronti ad affrontare questa fase 2 in assoluta sicurezza, e così come fanno nel quotidiano possono riprendere anche a lavorare. È assolutamente necessario, perché in giro per il mondo stanno ripartendo. Senta, lei oggi si è sentito anche con degli altri primi cittadini? Sì, sono innumerevoli le telefonate da parte dei sindaci disperati, quelli che vivono di turismo, quindi dal lago di Garda al litorale adriatico, sono disperati. Sento sindaci che trattengono le lacrime. Basta trattative politiche, oggi o vengono dati soldi, liquidità vera nelle tasche dei nostri cittadini, o altrimenti bisogna obbligatoriamente riaprire in sicurezza e ricominciare a lavorare. Senta, ma organizzerete qualcosa come sindaci del Veneto? Sicuramente questa volta non staremo a guardare.